Potremmo definirlo un ritorno al futuro, nel senso che tra questi fogli che raccontano i giorni del prossimo anno c'è un viaggio nel tempo nel luogo certamente più affollato della città. È il Put di Treviso, parola oggi forse un po' cruda per identificare il percorso attorno alle giocondiane mura. Sentite quanto più dolce è dire circonvallazione, come del resto come sono più serene queste immagini ingiallite nel tempo. Com'è diverso il tratto della stazione, lì in fondo c'è il caffè Passuello, oggi un moderno condominio. Altra angolatura che oggi è coperta a sinistra dal palazzone dell'Inps, anche se a destra si trovano ancora gli edifici della società del gas. Qui invece il cavalcavia non c'è più, anzi non c'era ancora, mentre già si pernottava nello storico albergo al Cuore. Quanta differenza oggi! E come lo mettiamo questo ponte Garibaldi con quello del 1881? Certamente con una Treviso più verde e senza asfalto, come si vede in questo scorcio preso tenendo alle spalle il Sile da Ponte della Gobba. Qui non c'è ancora Porta Carlo Alberto, che trasforma così la circonvallazione alla sua apertura. Guardatela oggi com'è. Scorci sconosciuti se non fosse per alcuni riferimenti arrivati a noi nonostante tutto e tutti. Così la villetta Liberty della curva Altenni, oggi così. E ancora il Ponte Mazzarolli con l'Isola del Paradiso, la Porta Fra Giocondo ieri, la Porta Fra Giocondo oggi. Stupirsi guardando l'esterno di Porta Cavour. Qual è? Ma è Porta 140, dedicata al grande statista per pochi anni, giusto quelli per l'Unità d'Italia. Com'è diverso il put della circolazione a cavalli, che qui, come si vede, girerebbero contromano. Infine, considerando il nostro viaggio partito dalla stazione, terminiamo col Ponte de Fero, che se non fosse per quel tetto da castello alla destra, difficilmente sapremmo collegarlo alla realtà. Avete notato cosa è sempre mancato? Le auto, la frenesia e gli ingorghi di oggi. Beata la tranquillità del tempo andato, come la circonvallazione di Treviso, oggi solo tra i mesi di un calendario che fa storia.